Alberto Rizzotto è morto a causa del violento trauma cranico provocato dall'impatto del bus quando si è schiantato a terra precipitando dal cavalcavia di Mestre. Ogni dubbio è fugato. Secondo il medico legale, consulente della Procura della Repubblica di Venezia, dunque, l'autista quarantenne trevigiano morto insieme ad altre 20 persone la sera dello scorso 3 ottobre non è stato colto da alcun malore. È questa la conclusione della relazione depositata, che esclude dunque anche eventuali complicazioni cardiache. È evidente che un elemento fondante è che qualcosa in questo autobus è successo nei 40 metri. Poi c'è il tema dei guardrail, per carità lasciamo ai periti valutare ciò che devono valutare, ma la cosa sostanziale è che per oltre 40 metri l'autobus urtava. Rizzotto ha tentato, e si vede proprio nel tentativo però il bus non rispondeva più. Papà Lucio dice solo poche parole, raggiunto al telefono quando gli si chiede come stia Giorgia, la giovane commessa della gioielleria del Vale Center di Marcon, presa in ostaggio dai banditi armati che hanno assaltato il centro commerciale. C'è un filmato di quei lunghissimi istanti di terrore, una manciata di secondi in cui si vede la ragazza, originaria di Mogliano Veneto, immobile, in piedi di fronte all'ingresso del negozio, tenuta ferma alle spalle da un rapinatore col volto coperto che imbraccia un fucile. Nel video lo scambio di ostaggio. I malviventi vogliono raggiungere l'uscita facendosi scudo con una di loro. La collega Federica si fa avanti, si offre al posto della giovane di Mogliano. I banditi con i sacchi di gioielli scappano in gruppo. Giorgia si porta le mani al petto, rientra nella gioielleria. Di lì a poco anche la collega sarà lasciata libera dai banditi che, guadagnata l'uscita, si danno alla fuga. La ragazza esce dal centro commerciale solo a tarda sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori e ora sta cercando di lasciarsi alle spalle questo incubo. Sta meglio, ci vorrà il suo tempo per metterla, perché passi questa brutta esperienza. Calmi tutti! Oh! Dai, stati calmi! Fuori la protesta con momenti di forte tensione per le contestazioni di un collettivo di studenti dove si è temuto il peggio, ma per fortuna non è andata così. Dentro l'arrivo del ministro dell'Università Anna Maria Bernini in un clima decisamente opposto. Al Goldone di Venezia, inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 di Ca' Foscari, con da una parte la richiesta degli studenti di maggiori investimenti per la residenzialità allo studio, l'università, e contro le stragi dei bambini palestinesi. E dall'altra, a poca distanza, la risposta della magnifica rettrice. Stiamo facendo il possibile, stiamo costruendo nuove residenze, lo sentirete oggi nel discorso, stiamo pensando agli studenti, quindi andiamo nella direzione da loro auspicata. Su quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre, in cui hanno perso la vita 21 persone, sta mano a mano venendo a galla. L'accertamento tecnico sul mezzo ha rilevato che lo sterzo era rotto, proprio come avevamo mostrato più volte nei nostri servizi attraverso immagini inequivocabili. In realtà la perizia è ancora in corso. Fondamentale sarà capire in quale momento preciso si sia rotto lo sterzo, elemento determinante per l'inchiesta. I periti infatti dovrebbero essere in grado di ricostruire nei dettagli la cronologia del guasto grazie a un'analisi al microscopio dei frammenti della rottura. Tra le ipotesi possibili, lo sterzo potrebbe essersi rotto prima dell'incidente, dopo l'impatto oppure dopo la caduta. Se fosse confermato il primo caso, l'anomalia allo sterzo sarebbe la causa principale della tragedia, ma al momento non si possono scartare le altre due ipotesi. Mi giro dietro, vedo che mette giù la bici e mi viene incontro in maniera, diciamo, minacciosa. Lo guardo, ho cominciato a fare uno scatto di corsa e vedo che attacca a correre anche lui. Allora mi giro e faccio: cosa vuoi? Voglio il tuo sacchetto, dammi il sacchetto che hai subito. Il tentato furto nella notte appena trascorsa a Mestre in via Piave nei confronti di Tullio, membro del coordinamento cittadini quartiere Piave, poco dopo le 3 del mattino, proprio mentre in contemporanea era in corso la maxi retata dei poliziotti della questura di Venezia.
con 7 arresti, tutti di cittadini extracomunitari, tutti senza fissa dimora, che si sono resi responsabili di oltre 10 rapine, la maggior parte delle quali a mano armata, ai danni dei residenti, della gente che vive qui. Con i residenti, infatti, nel mirino anche i passanti, per lo più persone appena uscite dai luoghi di lavoro. I 5 arrestati, gli altri 2 criminali per cui è stato disposto il divieto di dimora in Veneto, minacciavano le loro vittime, in alcuni casi arrivavano a picchiarle o a ferirle anche con armi da taglio. Sull'orologio della stazione ferroviaria Santa Lucia scoccano le 8:30. Da questo momento entra in vigore il contributo d'accesso a Venezia. Chi arriva in città dovrà registrarsi a pagamento o meno a seconda delle varie esenzioni. Gli assessori Zuina e Venturini sono presenti assieme alla stampa di mezzo mondo per un provvedimento totalmente inedito, perlomeno in Europa. Abbiamo iniziato a disporre le persone, abbiamo iniziato a disporre gli informatori. È un po' anche per noi una novità di vedere come va, ma per quello non vogliamo farlo in maniera traumatica. Oggi sono operative circa 200 persone, 120 sono gli steward, a questi si aggiungono una quarantina di accertatori e poi è tutto il personale dedicato alle biglietterie. Iniziano ad arrivare i primi turisti. Sul piazzale diversi totem offrono ogni informazione. Uno stand prevede una biglietteria per chi deve pagare i 5 euro e delle postazioni di computer con tanto di stampanti per certificare le esenzioni. Per questa turista francese è una buona idea limitare gli accessi per preservare Venezia. A questi belgi dobbiamo dire noi che oggi è il primo giorno di contributo d'accesso. Pensavano fosse una cosa in vigore da tempo. Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano. Venezia è la sua bellezza, Venezia è la sua fragilità, Venezia che rischia di cessare di esistere. Le parole del Santo Padre risuonano nel cuore di Piazza San Marco davanti ad una platea di 10.000 persone, proprio lì in quella piazza e davanti a quella basilica simbolo della fragilità della città, lo scrigno di Venezia. Piazza San Marco che lo attende dopo la visita ai giovani della salute. Il Papa attraversa il Ponte delle Barche prima di arrivare all'altare costruito per l'occasione proprio con materiali di riciclo. Non possiamo far altro che ringraziarlo molto di queste parole di conforto, perché noi stiamo cercando di difendere Venezia, ma difendiamo la bellezza di tutto il Veneto, tutta l'Italia, del nostro paese. L'arrivo in piazza San Marco accompagnato dalle voci del coro, dietro di lui il patriarca ammoraglia la sicurezza ad accompagnare l'arrivo. Qui è ricevuto dal presidente Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal prefetto di Venezia. Un giro attorno alla piazza con la papa mobile, mani che cercano di incontrare la sua, 10.000 persone che si alzano in piedi e l'abbraccio del Santo Padre ai più piccoli. E proprio da qui, dalla piazza più bella del mondo, lancia il suo appello per la città e per l'umanità. Sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antenna 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io. Lotta ai rischi derivanti dall'intelligenza artificiale con la manipolazione delle informazioni, pieno sostegno a Kiev e al popolo ucraino, lotta alla droga con il dilagare del fentanyl tra i temi trattati nella seconda e ultima giornata del G7 Giustizia a Venezia, presieduto dal nostro guardasigilli Carlo Nordio. È il rischio della manipolazione, perché l'intelligenza artificiale può creare una realtà che non è più nemmeno una realtà virtuale, è una realtà vera. E quindi proprio perché ci troviamo di fronte a un mondo nuovo, noi dobbiamo essere estremamente cauti
per valutare quelli che sono i rischi in questi settori. Quindi il fentanyl, farmaco molto più potente della morfina, è definito la droga degli zombie, i cui costi di spaccio sono decisamente maggiori, sostanza per questo definita dal ministro Nordio perniciosa e letale. Un vero capolavoro è stato quello realizzato e costruito con sacrificio e passione dal Venezia Football Club, che domenica sera ha battuto la Cremonese per 1-0, tornando così in Serie A dopo 3 anni. A decidere la finale di ritorno è stato un gol di Christian Gigg al 24esimo del primo tempo, che si conferma uomo decisivo nei playoff, premiato anche come miglior giocatore della finale. È stato un capolavoro di Paolo Vanoli e di tutti i giocatori della rosa della società, con il direttore sportivo Filippo Antonelli, impareggiabile tessitore, di tutto lo staff tecnico e dirigenziale e naturalmente dei 22 gol di Joel Poliamparo, che prima della partita ha ricevuto il premio Pablito Rossi come capocannoniere della Serie B. Così mister Paolo Vanoli ai nostri microfoni. Ci fa vedere la coppa e fa magari un saluto ai nostri spettatori. Ciao a tutti, si va in Serie A! È stato un orale spiazzante per i professori che si sono anche abbastanza arrabbiati e spiazzante anche penso per tutti i nostri conoscenti. La scelta di Linda e delle sue compagne di classe Lucrezia e Virginia di non rispondere alle domande dei professori all'orale dell'esame di maturità al liceo Foscarini di Venezia è diventata un caso. Una scelta di disobbedienza civile maturata dopo i pessimi voti ricevuti nella prova scritta di greco da quasi l'intera classe, dove solo 10 su 14 hanno raggiunto la sufficienza. Valutazioni ritenute ingiuste dalle 3 studentesse che hanno tutte un ottimo curriculum scolastico. Ho iniziato l'orale chiedendo della versione, inizialmente non volevano mostrarmela, poi sono stati obbligati perché era mio diritto vederla e sostanzialmente gli errori che mi sono stati segnati non erano veri errori. Io poi sono andata all'orale con il dizionario di greco e la grammatica greca proprio per dimostrare che effettivamente quello che avevo scritto io era corretto. Ovviamente i professori non hanno voluto vedere né la grammatica né il dizionario. Gli errori contestati nella versione dalla docente di greco, commissario esterno proveniente dal liceo Franchetti di Mestre, per come li racconta Linda, appaiono più scelte stilistiche che errori grammaticali. Linda, che sta per partire per gli Stati Uniti, dove ha vinto una borsa di studio all'università, aveva ritradotto la versione a casa assieme alla madre, laureata in greco antico, trovando un solo errore. La scelta di non sostenere l'orale costerà alle studentesse un voto di maturità molto più basso, ma da parte loro non ci sono ripensamenti. Sul feretro sono dipinti un albero, un'ala, una piuma. All'esterno della chiesa dei Santi Patroni d'Europa a Marcon decine di palloncini colorati. È un ragazzo che suona l'handpan, lo strumento musicale tanto amato da Alex Marangon. Così, questa mattina la famiglia, gli amici e la comunità hanno dato l'addio al 25enne che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava a un rito spirituale nell'abbazia di Vidor, nel Trevigiano. Tanti colori, indossati, come aveva chiesto il papà di Alex, anche dai presenti, i colori che lui amava. La cerimonia funebre, officiata da Don Dario Magro, è iniziata con la lettura di alcune lettere da parte di chi era profondamente legato ad Alex, definito da tutti un vulcano di energia, un'anima libera. La mamma Sabrina, accanto alla figlia Giada, ha ricordato con dignità e compostezza i lunghi viaggi del suo Alex. È un paese intero e non solo che si è stretto attorno alla famiglia Marangon per ricordare Alex e chiedere che si faccia chiarezza sulla sua tragica morte. In centinaia hanno sfilato per Marcon, una fiaccolata nata in paese spontaneamente, alla quale all'ultimo momento si sono aggiunti anche i genitori di Alex, Luca e Sabrina, poi raggiunti anche dalla figlia Giada. Volevamo venire, però ho visto tutte queste persone che sono con noi e che vogliono come noi scoprire la verità e ci danno la forza. Abbiamo voluto esserci anche noi a questo evento. Luca, Sabrina e Giada hanno guidato il corteo con amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini portando uno striscione che diceva verità per Alex. È successo qualcosa che lui non voleva fare o
una situazione di pericolo. È scappato al controllo. Corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso e il 353 l'uso, cioè la creazione di rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blind Trust del sindaco, quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Cherchi ha spiegato come l'assessore Boraso, accusato di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli e del progetto del parcheggio all'aeroporto Marco Polo, intervenisse su appalti in cambio di denaro che veniva giustificato con consulenze in realtà inesistenti. Il succo dell'inchiesta è questo: messa a disposizione di ufficio pubblico a fini privati. Il Boraso interveniva direttamente, ci sono gravi indizi che accertano che il Boraso intervenisse direttamente su funzionari pubblici del Comune di Venezia in particolare, che tendenzialmente, anche se c'è qualche eccezione, che tendenzialmente non si opponevano alla richiesta. Faccio un appello a me stesso. Luigi, tieni duro, personalmente, perché è difficile. Non vengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro. Luigi Brugnaro non si dimette. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia parla davanti al Consiglio. Parla mentre fuori il municipio di Mestre è blindato da un cordone di forze dell'ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. Ma c'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato uno stuzzicadente. Ma dico, una domanda se la farà un attimo, dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso. Tra le poche persone cui per limiti di spazio è stato concesso l'ingresso in municipio, diverse commenteranno polemicamente tutto l'intervento del primo cittadino. Brugnaro afferma di non avere ancora ricevuto documenti delle indagini. Le notizie le ha prese dai media e le giustifica una per una, a partire dai rapporti con il magnate Ching e la vendita dei Pili. Ad aprile 2016 ho incontrato a Ca' Farsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia. Vedendo la mappa della città è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei Pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra. Quindi le sponsorizzazioni dell'Umana Reyer, la sua squadra di pallacanestro. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Poi le intercettazioni in cui parla con l'ex assessore Boraso, al momento ancora in carcere. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione.
Il Leone d'Oro vola in Spagna con La stanza accanto di Pedro Almodóvar e si conclude così una splendida edizione dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, un film su un tema scomodo, quello dell'eutanasia, che però lascia bagliori di vita. Il mio è un film che vuole parlare di solidarietà, di umanità. L'eutanasia è sicuramente un tema scomodo, anche in Spagna, da affrontare, ma io non ho intenzione di parlarne dal punto di vista politico. Io voglio parlare di umanità, di solidarietà, di rispetto, e questa è la mia convinzione. Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue, distesi su questo marciapiede in mezzo a Corso del Popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome. È morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, ferito ad una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, fermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo dato... Io abito di fronte al PAM, però abbiamo pensato ai soliti imbriachi, insomma, perché purtroppo capita spesso e volentieri. Una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con magrebini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle 3 di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista, una tassista accosta l'auto. Che noi lavoriamo in queste condizioni. Io ieri sera ero fuori. La tensione a Mestre è sempre più forte. No, è vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Perché ha deciso di presentarsi in dibattimento per rendere l'interrogatorio? Penso che sia comunque qualcosa di giusto da fare, insomma, un dovere verso la giustizia, ma soprattutto verso Giulia e tutte le persone colpite. Inizia così nel primo pomeriggio l'interrogatorio della difesa Filippo Turetta. Il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso, vuole far conoscere la personalità del suo assistito e probabilmente del fatto che si sia reso conto della gravità dei reati di cui è accusato e che l'avvocato gli fa ripetere in aula, incitandolo poi a dire la verità. Il modo per rendere giustizia in memoria di Giulia è quello di dire la verità. Una personalità che con Giulia, emerge ancora una volta, si era rivelata possessiva e soffocante. Caruso infatti ripercorre con l'imputato la loro storia, caratterizzata da parecchi litigi, tutti conseguenza della gelosia morbosa del ragazzo. Troppo, in certo senso, dipendente, ossessionato dal nostro rapporto, e questo causava ovviamente pesantezza. Poi la domanda che in molti si pongono: cosa pensava di fare una volta rapita? Saremmo potuti stare insieme, solo noi due, trascorrere tempo insieme. Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, escluse le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È questo il verdetto pronunciato dal presidente della Corte d'Assise di Venezia, Stefano Manduzio, dopo una riunione in Camera di Consiglio durata oltre 6 ore nei confronti del 22enne di Torreglia per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ergastolo dunque per Filippo Turetta, con l'esclusione delle aggravanti di crudeltà e atti persecutori, riconosciuta la premeditazione. Per il difensore di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, è importante il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti generiche come chiesto dalla difesa dell'imputato durante la sua arringa.
Per lunghi interminabili attimi a bordo del vaporetto è stato il panico. Ora qualcuno grida: state tutti bene? Diversi passeggeri sono a terra, tutti sono sotto shock. Pochi istanti prima, attorno a mezzogiorno, una motonave privata Gran Turismo si è scontrata violentemente contro un mezzo della linea 1 all'altezza dell'imbarcadero di Sant'Elena. Una signora ci ha attirato l'attenzione perché urlando ha chiamato dei carabinieri che stavano passando. Sono arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza che ha portato via due persone che sembra che fossero un po' più gravi, basta. Il bilancio è di 5 feriti. 3 donne sono state trasportate all'ospedale civile con le idroambulanze, 2 dimesse in giornata dopo gli accertamenti del caso. Per la terza, invece, una 44enne veneziana, è stato disposto il ricovero per sospetti traumi agli organi interni. Altre 2 persone sono state medicate sul posto dal 118. Poteva andare molto peggio.